chiede di essere sentito al più presto dai giudici, ma anche dai colleghi della Camera che hanno iniziato a riunirsi proprio oggi per decidere se concedere o meno l'autorizzazione al suo arresto. Iniziano oggi le settimane più delicate per il deputato Giancarlo Galan. L'ex governatore, coinvolto nell'inchiesta sulle presunte tangenti per il Mose, vorrebbe recarsi in procura per raccontare la sua verità e così questa mattina i suoi legali, l'onorevole Nicolò Ghedini e il veneziano Antonio Franchini, si sono presentati a sorpresa alle 11 in procura, sembra per chiedere conferma sul colloquio coi magistrati inizialmente previsto per domani, ma anche per ricevere dai magistrati stessi altri documenti dell'inchiesta per studiare al meglio la strategia difensiva. Massimo riservo coi giornalisti, evitati anche l'uscita. Ghedini nel pomeriggio ha poi dichiarato che sono riproposte rappresentazioni degli atti di indagine sul Mose in modo distorto e diffamatorio. Sto entrando dentro il tribunale. Lo chiede l'avvocato Franchini. Siamo impegnati, quindi dichiarazioni non è il caso e non è il momento, se per piacere ci lasciate un momento in pace. Oggi comunque è la giornata, si inizia anche la procedura per il suo assistito, la procedura alla Camera. Inizierà la procedura che avrà i suoi tempi naturalmente. Il voto della Camera sulla richiesta di arresto inoltrata nei confronti di Galan potrebbe invece giungere entro l'estate. Ad affermarlo il presidente della Giunta delle autorizzazioni a procedere, Ignazio La Russa, al termine della prima seduta della Giunta, che tornerà a riunirsi mercoledì prossimo. Tra 15 giorni circa Galan, come da lui richiesto, potrebbe essere ascoltato dalla Giunta, che comprende anche due veneti, il leghista veronese Matteo Bragantini e il veneziano Davide Zoggia del PD. Dalle centinaia di documenti e intercettazioni, intanto, emergerebbe come l'attuale presidente del Veneto, Luca Zaia, abbia dato precise direttive agli uffici regionali. Ho fatto semplicemente quello che dovrebbe fare un buon amministratore, porta la sua linea amministrativa, che è stata quella del rigore, del controllo anche a volte molto certosino delle pratiche delle carte e soprattutto di impartire direttive agli uffici e un po' a tutta la macchina. Zaia sarebbe stato visto come un intralcio da chi reggeva le fila del sistema di finanziamenti illeciti anche per aver presentato un centinaio di esposti alla magistratura. Penso sostanzialmente che non sia fatto nulla di straordinario se non quello di pretendere che si applicasse la legge e anche fare in modo che comunque le procedure fossero tutte trasparenti fino in fondo. Forse qualcuno si è preoccupato e oggi leggerlo mi dà anche soddisfazione.